A Ozieri il primo archivio della poesia regionale in lingua sarda, un progetto che raccoglie 70 anni di produzione letteraria. Ce ne parla Roberta Dore. Un complesso lavoro di recupero e riordino, 70 anni di produzione letteraria che diventano un patrimonio vivo e accessibile a tutti grazie alla nascita del primo archivio della poesia regionale in lingua sarda. Un progetto frutto della sinergia tra la Soprintendenza Archivistica della Sardegna e l'Associazione Premi Ozieri, da decenni punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione della letteratura isolana. È veramente un riconoscimento per tutta la letteratura in lingua sarda, che noi custodiamo gelosamente e con grande impegno dal 1956 e in questo momento crediamo sia un traguardo importantissimo per tutta la Sardegna e per tutti i poeti che inviano le loro opere anno su anno. L'intervento di recupero è stato sostenuto dal Ministero della Cultura. La documentazione raccolta in 7 decenni è stata messa in sicurezza, entrando così a far parte a pieno titolo del patrimonio culturale nazionale. Un'eredità e soprattutto una risorsa importante per le future generazioni. La Soprintendenza Archivistica ha dichiarato di interesse culturale particolarmente importante, di interesse storico particolarmente importante, l'archivio del Premio Ozieri, in quanto testimonianza importantissima sia da un punto di vista storico che letterario, ma anche sociolinguistico.